Leggiamo in Luca, capitolo 15, dal verso 11. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi, gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Signore, che amore grande che hai. Signore, aiutaci con l'aiuto dello Spirito Santo ad arrivare al cuore di questa storia. Vivifica la tua parola nei nostri cuori, Signore, perché possa produrre salvezza, risveglio, vita, perché tu sei qui tra noi, Signore, e vuoi dare vita. Signore, aiutami, riempimi di Spirito Santo, purifica le mie labbra, apri la mia mente, perché possa procedere in mezzo a noi la tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Accomodatevi, fratelli. Una storia straordinaria, una parabola che contiene in sé infinite verità. E non c'è bisogno di cavillare. Voi sapete che le parabole sono delle storie generali, quindi non sono dei racconti che vanno nella precisione, ma il messaggio è il messaggio di salvezza che deve arrivare al nostro cuore. E qui c'è un elemento di stabilità in tutta la storia, che è la casa del Padre. E intorno a questo elemento di stabilità tutto è instabile, soprattutto nei cuori di chi abitava in quella casa. E noi sappiamo che in questa storia, a parte il Padre, che è la casa tutto sommato, gli altri abitanti sono i figli, 2 figli di quest'uomo, uno più giovane e uno più grande come sarebbe comune pensare, e così ci dice la storia, era probabilmente più responsabile, apparentemente. Invece il più giovane era un po' più scapestrato, voleva provare, era irrequieto, non stava bene a casa. Ed colse l'occasione, forse seppe della possibilità di avere l'eredità e così chiese al padre di dividere i beni perché voleva la parte che gli spettava. Dalla storia ci viene detto che il padre divise, probabilmente pensò, forse mio figlio vuole un gruzzoletto, vuole fare degli acquisti, vuole un po' più di autonomia. Non pensava invece che questo figlio aveva già pianificato, che si era stancato di quello che casa gli offriva e voleva vedere altro, voleva vedere paesi lontani, persone nuove, voleva vivere nuove esperienze. E così prese ciò che il padre gli diede e fece bagagli e partì e se ne andò. Immagino con grande sorpresa del padre che tutto si sarebbe aspettato tranne che dopo quest'ulteriore gesto d'amore, cioè dargli la parte dei beni in anticipo, perché l'eredità viene data quando muore il padre. Dopo questo ennesimo gesto d'amore vede il figlio dire: non mi basta questa casa, vado fuori. E così in questa località lontana incontra l'avversario delle nostre anime. Non è scritto questo, ma c'è un dettaglio che me lo fa pensare. E la carestia arrivò esattamente quando quel giovane finì i beni. Perché il nostro avversario sa lavorare bene. E quando ci ha prosciugato di tutto, toglie il velo e mostra quello che lui riserva. E così questo figlio minore non godette dei beni della casa del padre, dilapidò ogni ricchezza e divenne povero. E divenne povero perché si allontanò dal luogo dove c'era la ricchezza stabile della sua vita. Si allontanò dalla casa, si allontanò dal padre, divenne povero, umiliato in una maniera indicibile, divenne disprezzato più ancora degli animali più impuri della legge di Israele. Gli animali più impuri, i maiali, avevano un cibo al quale lui non poteva accedere. Questo per descrivere chiaramente
racconto forza con questa figura per farci comprendere il livello di profondità in basso dove era arrivato questo giovane. Aveva sperperato tutto perché aveva deciso di andar via, aveva deciso che quella casa non gli bastava più. Torniamo un attimo alla casa, perché in quella casa era rimasto l'altro figlio, che in questa storia non è meglio del primo. La differenza è che fisicamente il figlio maggiore non se ne andò mai. È scritto che il padre divise i beni tra i due figli che aveva e quindi anche l'altro figlio aveva parte dei beni. Anzi, noi sappiamo che per la legge di Israele, avendo due figli, il padre divise i beni in 3 parti e 2 parti le diede al figlio maggiore. Quindi il figlio maggiore aveva il doppio dei beni del figlio minore. Rimase in casa, non si allontanò, visse con il padre, continuò a fare tutto quello che il padre gli chiedeva, ma nella casa, avendo tutto, anche il figlio maggiore viveva da povero. Viveva esattamente come suo fratello, a motivo dei suoi vani ragionamenti. Egli iniziò a non accontentarsi più della casa dove abitava. Quella casa non gli bastava più. Quella casa non era più sorgente di soddisfazione, non era sorgente di gioia. Era diventata un luogo arido, era diventata il luogo del suo tormento, era il luogo del ricordo di un fratello che aveva preso il coraggio di fare quello che lui stesso avrebbe voluto fare, ma non ebbe il coraggio di fare. E quindi questo figlio maggiore viveva anche lui nei tormenti, viveva da povero in mezzo a grandi ricchezze. E il suo cuore si indurì, il suo cuore era adirato, ce lo dice la storia. Egli si adirò e il nervo scoperto fu toccato subito quando tornò l'altro fratello, perché quello era il motivo, che questo figlio maggiore avrebbe voluto fare quello che aveva fatto il figlio minore. E questo lo rendeva ancora più infelice, perché lo rendeva cieco a quello che aveva davanti a sé. E così la storia che racconta Gesù identifica esattamente la posizione del cuore anche del figlio maggiore. Anche il figlio maggiore, pur essendo col corpo a casa del padre, col cuore era lontano. Infatti è rappresentato da questa posizione che lui prende quando torna da lavoro, dai campi. Non volle entrare in casa. E anche lui si fece prendere dal lavoro, dalle faccende. Si trovava nei campi quando c'era la festa, era lontano da casa quando c'era da festeggiare, era lontano dalla casa quando si erano aperti i cassetti per tirar fuori le cose più ricche, era lontano da casa quando c'era la possibilità di vedere le ricchezze che lui aveva a disposizione, era anche lui lontano da casa. La cosa straordinaria di questa parabola è che il padre esce per un figlio e per l'altro. Il padre esce di casa, lascia la casa per andare dal figlio minore quando lo vede in lontananza e lascia la casa per il figlio maggiore quando lo vede fuori che non entra.
E a entrambi, riassumo le parole del padre nel primo dialogo e nel secondo, a entrambi il padre dice: entra in casa, figliuolo, entra in casa. Il posto tuo non è qua fuori. Alleluia. Tutto è cambiato, ti sembra, fuori. Ma se entri in casa, scoprirai che non è cambiato ancora niente alla mia presenza, è tutto così come l'hai trovato. La ricchezza è stabile, la pace, la gioia, la mia presenza, le promesse, l'eredità, ogni bene, ogni cosa è qui. È qui. E questa mattina il Signore lo vuole dire a ognuno di noi. Entra in casa, figliuolo. Che fai fuori? E quanto è buono il Signore. Questo figlio minore non meritava. Troppo facile così, troppo facile. Faccio quello che voglio, decido quello che voglio, sperpero i beni che tu mi hai dato, poi torno e pretendo la porta aperta. Troppo facile, diremmo noi. Non è giusto. Non è giusto. Devo dirvi, fratelli, che è vero, non è giusto. Non è giusto che facciamo quello che vogliamo e poi bussiamo e diciamo: adesso fammi entrare, basta. Ho fatto quello che dovevo fare, ho provato, è andata male, adesso entro. Non è giusto. Non è giusto. Dio non lo accetta. Dio non lo accetta, perché non è un bamboccio. Che noi possiamo girare come vogliamo in base ai nostri gusti. Non è un bamboccio Dio. Dio non lo accetta, non è giusto. Quello che fece il figlio minore non è giusto. Ma il Padre ci ama così tanto che ha imputato il nostro peccato al suo figlio unigenito. E la nostra colpa l'ha presa Gesù. E se noi possiamo tornare a casa è perché Gesù ha preso il nostro peccato. Ed è soltanto per Gesù che il Padre ancora questa mattina è lì che guarda e dice: esci e salva questo mio figlio che si è perduto. E Gesù è uscito e si è caricato dei nostri peccati. E quando noi abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo detto: io lascio tutto. E ritorno sano di mente. Io lascio tutto, abbandono questa vita, voglio tornare a casa del Padre e non sono degno, non voglio che mi accetti come ero prima, non voglio. Mi chiederò che mi tratti come un servo, voglio lavorare, voglio soffrire, ma voglio stare con Lui. E quando quel figlio tornò, scoprì che qualcuno aveva provveduto per il suo perdono. E scoprì che il padre era lì che lo aspettava e uscì fuori per dirgli: entra, il posto tuo è a casa. Se questa mattina c'è qualcuno che ha deciso di lasciar perdere la casa di Dio, di provare nuove esperienze, se un giorno ha deciso che la presenza di Dio, la casa del Signore, i beni del Signore non bastavano per la sua gioia e ha deciso di andare lontano, guardare paesi lontani, persone diverse, sperperare quello che Dio gli aveva dato. Questa mattina torna a casa, figliuolo.
c'è qualcuno che ha pagato un prezzo che tu non puoi immaginare, perché tu possa ricevere ingresso nella casa del Padre. Torna a casa. Il Padre ti aspetta. Il Padre ti aspetta. Torna a casa. Poi ci sono i figli maggiori, quelli che si sono vestiti della loro giustizia. Però la cosa strana è che la loro giustizia non procura gioia, non procura più gioia. Sanno che cosa è giusto, sanno che cosa è sbagliato, sanno che cosa bisogna fare, sanno che cosa non bisogna fare, ma la casa del Padre non è più fonte di gioia per loro, anzi di maggior tormento, quasi come se fosse una piaga scoperta sulla quale si mette sempre una mano e si spinge e si spinge. Allora iniziano i ragionamenti di che cosa è giusto, di che cosa non è giusto. E forse si affoga tutto nel lavoro, per fare in modo che nella routine, nella baraonda delle cose, nei tanti impegni, ci si distragga un po', ma la verità è che non c'è più gioia. Non c'è più gioia. Tutti i giorni nella casa del Padre, senza essere nella casa del Padre. Tutti i giorni sentendo la voce del Padre, senza udire l'amore della voce del Padre. Tutti i giorni sapendo che cosa bisogna fare, senza realizzare che bene può portare ciò che si fa. E questo inaridisce, impoverisce. E noi possiamo essere qui, assidui, nella casa del Signore, non allontanandoci mai dalla comune adunanza, come consiglia la parola di Dio, pur essendo poveri dentro, perché non sentiamo più la gioia del privilegio di essere nella casa del Padre. E quante volte è capitato anche a me di vedere la grazia incomprensibile di Dio benedire, rialzare, salvare, e magari noi facendo fatica serviamo il Signore e sembra che chi non vuol far nulla, chi sperpera la sua vita, poi riceve anche la grazia di Dio, e noi invece che continuiamo a fare quello che dobbiamo fare, che dobbiamo camminare come dobbiamo camminare, nessuno si accorge di noi, soprattutto il Padre. Ma la verità è che i nostri occhi si sono offuscati e noi possiamo entrare e uscire dalla casa del Padre e non vediamo più nulla. Non vediamo più nulla, ma soprattutto non vediamo quello che Davide descrisse nel Salmo 23. Tu imbandisci per me una mensa. O nell'altro Salmo ci sono gioie a sazietà nella tua presenza. Non c'è più gioia. Le cose del Signore non ci rallegrano più. Non c'è più un culto in cui torniamo a casa allegri, gioiosi. Anzi, addirittura diventiamo ancora più cinici. E ogni volta che si apre un passo della scrittura, se non è un passo un po' inconsueto, ma se è un passo che già conosciamo, chiudiamo già il nostro libro, chiudiamo già la nostra mente, e questo già so dove vuole arrivare. Non c'è più gioia, non c'è più gaudio, non c'è più serenità, non ci ciba più il cibo della casa del Signore. E questa è povertà. Ma benedetto il nome del Signore.
anche per questi figli maggiori. Il padre esce fuori di nuovo, esce fuori e dice: torna a casa, figliuolo, torna a casa, perché tutto quello che tu stai chiedendo, stai desiderando, stai recriminando, ce l'hai già, è che non lo vedi più. Tutto ciò che è mio è tuo. Torna a casa. Che fai qua fuori? Qua fuori non è il posto tuo. La festa è dentro. Il cibo è dentro. L'amore paterno è dentro. Torna a casa. Torna a sentire i canti di gioia. Torna a festeggiare che sei con me. Ci alziamo in piedi.